In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Pronto? Pronto, mi sentite? Io sento, forse Antonino non è in rete. Antonino fino a poco fa era collegato, vediamo se l'abbiamo perso. Un secondo solo. Grazie. Antonino, ci senti? Sì, eccomi qua. Buongiorno, a voi la linea. Grazie, un momento che ripeschiamo il nostro Alex Cereda, se no... No, Alex è con noi, se non sbaglio. Prima mi ha risposto in diretta. Sta tornando, adesso arriva, tra l'altro in chat ti passo la fotografia, Sveva, eccolo qui. Grazie. Grazie a te. Eccoci, caro Alex, buongiorno a te, intanto amiche e amici miei, ma non dell'avventura, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda, l'immenso Alex Cereda, questa è la puntata. Beh, direi che ce la giochiamo. Oggi è la puntata di sabato 28 di giugno e questa è la nostra posta e risposta, caro Alex. Di che cosa parliamo oggi? Allora, intanto buongiorno a te Antonino, buongiorno ai nostri radioascoltatori che con molta pazienza ci seguono e attendono, e a chi in regia ci dà la possibilità di portare avanti la trasmissione. Esatto, buon lavoro. Buon lavoro a loro, buon lavoro a tutti. Oggi, anche se abbiamo sempre meno minuti a disposizione, cercheremo di rispondere alla posta che ci è arrivata. Mi hanno scritto, perché a volte, sai, io dico sempre di scrivere durante la trasmissione, magari chi è timido, chi non fa in tempo, eccetera, poi mi mandano le domande e allora dico attendiamo la prossima puntata e vi darò le dovute risposte. Mi fa piacere, comunque scrivete o a me, ma soprattutto alla redazione o intervenite in diretta, che a noi fa molto piacere. La posta di oggi praticamente è rivolta a alfisti e non, perché c'è anche un non alfista che ci segue, Ernesto, che è un appassionato Fiat perché ha ereditato una 128 dal nonno. Però ci segue. Il garage dell'alfista non è fatto solo per l'alfista, noi siamo abbastanza democratici, accettiamo chiunque abbia la passione. Ovvio, si parla principalmente e quasi esclusivamente di Alfa Romeo, però se è non so come dire, fiattofilo, Fiat di, non lo so. Fiattista o Fiat, vabbè. Comunque ci scrive, ben volentieri gli rispondiamo. Questo nostro amico praticamente dice che ha quest'auto del nonno, è stata appunto del padre, è una 128 prima serie e vorrebbe portarla in giro d'estate. Da quello che ho capito forse ne è preso possesso da poco, perché poi mi chiedeva nella lettera altri consigli sulla manutenzione, sulla richiesta di alcuni ricambi. E ovviamente sulle Fiat sono abbastanza digiuno, però su ciò che mi ha chiesto rispondo. La paura che lui ha è che le guarnizioni con le alte temperature, visto che vorrebbe portarla in giro, mi accenna addirittura di una prossima vacanza con la famiglia, con il suo sogno di andare con la 128. Avrebbe un posto al riparo dove lui vuole andare sotto un tendone, se ho capito bene, una riparazione, però è all'aperto. La sua paura è le alte temperature e le guarnizioni. È un tema importante perché molti non ci pensano. Proteggere le guarnizioni delle nostre auto d'epoca, che sia Fiat, che sia Alfa Romeo, che sia qualunque marchio, è molto importante perché le guarnizioni originali è difficile trovarle. Si trovano delle repliche che sono migliori per certi punti di vista, e spiegherò perché, però perdono di originalità. E comunque andare a smontare una guarnizione di un parabrezza ci vuole un carrozziere altamente preparato
che non ti rompa il vetro, che vada a lavorare in maniera certosina e che ti ridia l'auto perfettamente sigillata, cosa molto difficile. Quindi se riusciamo a mantenere le guarnizioni originali, oltre a quelle delle portiere che sono più facili, porta e cofano di modifica, di cambiare, quelle dei vetri sono problematiche, molto 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 problematiche. Quindi io ricordo una vecchia soluzione che mi disse un carrozziere, quelli di una volta, che faceva il battilastra. Adesso credo sarà nel regno dei giusti perché sono passati diversi anni, era già grande allora. E lui diceva che la miglior cosa è che ogni tanto bisognava trattare le guarnizioni del parabrezza, le guarnizioni delle portiere, dei cofani, con il borotalco. È vero. Perché c'è il borotalco, è un lubrificante naturale. E mi diceva, non prendere il borotalco, non cito la marca, vabbè, quelli che hanno i profumi all'interno, eccetera. Il borotalco neutro, perché quelli dove hanno i profumi, avendo ovviamente degli eccipienti, possono alterare chimicamente anche la guarnizione stessa. Passata più volte, la gomma riprende la morbidezza, è protetta ed è un lubrificante naturale. Lui, perché vabbè, il discorso è lungo, mi diceva più che altro per la protezione per l'inverno, perché con le temperature molto basse, se si gela, la guarnizione tendono a spaccarsi. E lì è il momento in cui si crepa. Il calore fa meno danni, il calore sì, scioglie la gomma, però diciamo che tenendola un pochino al riparo, anche se le temperature in questi giorni sono veramente altissime in tutta Italia, e girare con auto d'epoca con queste temperature, non dico non girate, però non la lascerei parcheggiata al sole per ore. Questo sì, assolutamente. Quindi utilizzare il borotalco. In alternativa, possiamo utilizzare la tecnologia attuale, cioè dei prodotti, sono dei gel lubrificanti che nati proprio per lubrificare le guarnizioni. Ho dei grassi lubrificanti, questi di nuova generazione, quindi totalmente sintetici, o anche i nanotecnologici. Molti utilizzano il cloroprene, che ha la proprietà di resistere all'ozono e ai raggi UV, perché quello che dà l'invecchiamento alla guarnizione non è tanto il calore, quanto i raggi UV che alterano la formazione, alterano come posso dire, la qualità del materiale, che ovviamente in un'auto d'epoca non ha meno di 30 anni, e quindi a livello chimico hanno un cambiamento. E soprattutto l'esposizione all'ozono, quindi anche allo smog, che ne invecchia, perché praticamente viene attaccato da tutto queste problematiche. L'utilizzo di questi particolari gel lubrificanti, che vendono proprio specifici per le guarnizioni, allunga senz'altro la vita. Quindi direi al nostro amico con la sua 128 del nonno, magari chiedo se mi può poi inviare una fotografia, sarei molto felice, so che ci sta seguendo, di farcela vedere. Può utilizzare questi materiali per la protezione della sua vettura. Se non vuole utilizzare nuove tecnologie, va bene del borotalco non profumato, spalmato più volte, magari regolarmente ogni 3-6 mesi, e avrà una protezione per la sua auto. Sono felice se la porto in vacanza, ed è quello, portare la propria auto con sé negli eventi più belli, soprattutto d'estate. Quindi se non ci sono tantissimi chilometri da fare, è consigliabile. Un'altra lettera, che in realtà era una mail che vabbè, ho tappato un attimo, un mio amico, che ha un'alfetta, mi chiede tra l'altro un'alfetta importata dalla Germania, mi chiede come mai, penso forse il padre l'avrà riportata, anche perché ha un verde particolare. Mi chiede ovviamente informazioni sulla manutenzione dell'auto d'estate. Sì. Di cosa stare attenti, se conviene cambiare l'olio o prima o dopo dell'estate, insomma domande
un po' particolari. Io riassumo in quelle più, secondo me, importanti. Mi chiede la manutenzione dell'auto d'estate prima di utilizzarla nel periodo estivo. La manutenzione non cambia nulla. Se non fai il tagliando da parecchio tempo, hai fatto parecchi chilometri, è bene i cambi dei fluidi, quindi degli oli, se ce la fai anche olio del freno, differenziale, anche se differenziale ha una viscosità particolare, dura molti anni, e soprattutto quello motore, quindi controllare sempre i livelli dell'olio, la densità dell'olio, sperando che non ci siano contaminazioni, e soprattutto cambiarlo anche se la macchina è rimasta ferma, perché comunque l'olio si deteriora anche quando non va in alte temperature. Quindi questo è il consiglio che io posso dare per la manutenzione. Ovvio, quando si porta un'auto in vacanza o nel caso del nostro amico dell'Alfetta non ha specificato in vacanza, ma l'utilizzo d'estate, quindi farsi chilometri, eccetera, portare con sé una piccola cassettina di attrezzi, ma non perché la nostra Alfa ci lascia a piedi, assolutamente. Tu sai, caro Antonino, che le Alfa, io ho fatto un viaggio Milano-Roma, con un'Alfa che ha quasi 60 anni. La stiamo vedendo infatti sullo schermo. Svevan no, sta non è quella, proiettando non la è foto. quella, quella è Non un'altra è quella? Alfa. No, non Ah, è quella, non è quella, ma è ma simile, ma la sempre mia non ha tu le strisce. o... Comunque, vabbè, è sempre un Alfa Romeo, la mia Sì. è una I del 1966, quindi il prossimo anno fa 60 anni, però è una femmina che si fa ancora guardare, 60 anni ma molto sexy, come capita tuttora, ci sono attrici, ma anche donne comuni che a 60 anni mantengono molto bene il fisico, e così è la mia Giulia, ha 60 anni ma ancora si lascia guardare, molto più delle ragazzine più moderne, e quindi questo è il fascino delle nostre amate auto d'epoca, soprattutto Alfa Romeo. Quindi portare con sé qualche piccolo attrezzo, farla controllare dal meccanico, ma anche solo un controllo dell'impianto elettrico, verificare il funzionamento dei fari, l'efficacia, l'efficienza della frenata, se non ci sono perdite importanti. Sono auto che hanno una certa età. Trovare una monetina per terra di olio è normale, quindi non andate in paranoia per dire ho una piccola perdita, come faccio? È normale. Era normale anche allora quando erano nuovi. Sì. Ma anche marchi blasonati come Porsche, come BMW, eccetera, utilizzavano delle ghise dell'alluminio che comunque avevano un piccolo grado di porosità, e la trasudurazione era nella norma. Ora le tecnologie attuali, i metalli e le leghe attuali, che sono molto più robuste, ci hanno fatto dimenticare queste cose, ma qualunque auto d'epoca non la troverai mai perfettamente asciutta. Perderà qualcosa nel differenziale, perderà qualcosina nel cambio, deve essere ovviamente poche tracce. Se trovate una bella chiazza sotto, il problema è diverso, possibilmente le guarnizioni da sostituire. Però per un giro fuori porta, per un giro in campagna, per un viaggetto del mare più vicino, una manutenzione minima ci garantirà che l'auto non ci abbandona. Non dimentichiamo che queste auto sono nate quando gli oli non erano sintetici come oggi, erano oli minerali che avevano un potere di corrosione incredibile, di corrosione, di usura. E soprattutto c'è un termine particolare che in questo momento mi sfugge, che è il momento di l'inerzia iniziale, l'inerzia dell'accensione a freddo e dell'attrito dell'accensione a freddo, e ovviamente l'inerzia. Che il pistone non è perfettamente lubrificato, allora aveva degli oli minerali che quando erano freddi erano un disastro, quando erano caldi si alteravano. Quindi bisognava cambiarlo spesso, si faceva il cambio, i motori non arrivavano facilmente a 100.000 chilometri, o se arrivavano erano motori che comunque erano già invecchiati prima. Oggi, con gli oli sintetici, con i controlli maggiori che facciamo, perché sono soprattutto auto d'epoca, l'auto è molto più longeva. Quindi si possono fare dei viaggi lunghi come si facevano anche allora. C'era chi girava l'Europa con una Fiat 500, con una Giulia, con una Fiat, Mercedes, insomma, non c'erano questi problemi. Quindi se l'auto è mantenuta bene e avete un buon meccanico
e avete la fortuna, la grandissima fortuna di trovarlo onesto, questo poi vi dico perché, andate a vedere le 2 puntate di Banditi, mi chiedono sempre della puntata Banditi, dice ma cosa? Dico, Sì. ma andatela a vedere, non me lo chiedete cosa ho detto. Sempre di Banditi, è rimasto impresso a sto titolo Banditi, e avete dei riferimenti come meccanici, non dico che devono farvi il lavoro gratis, perché il lavoro va sempre pagato e chi lavora va sempre rispettato, soprattutto chi ha la competenza di lavorare su queste auto. Però evitare i ladri, perché esistono quelli che ovviamente il lavoro lo fanno male, vi chiedono tanto e l'auto sta peggio di prima. E purtroppo ce ne sono tanti. O chi vi frega, un vostro componente finisce in un'altra macchina, sono successe cose incredibili. Io non so se un mio amico è qui in ascolto, lui una Mercedes lasciata da un meccanico per un lavoro, ha fotografato il frontale dell'auto, non so per quale motivo, perché era un pezzo molto richiesto di questa Mercedes, al ritiro si è trovato un frontale leggermente diverso di un modello successivo. È stato talmente stupido che è un nome anche conosciuto nell'ambiente. Bene. È successo un casino, lui ovviamente ha prodotto le fotografie prima e dopo e ha dimostrato che l'auto è stata manomessa. Lui dice possibilmente qualcuno è venuto a rubare, immaginate un ladro che fa uno scambio di mascherine montando quella vecchia. Però questo fa paura, perché significa che è gente che non ha completamente scrupoli. Io purtroppo qualcosa ne so, per amici o per qualcosa di retto. Trovare gente che ha un po' di coscienza, rispetto per il prossimo e per il proprio lavoro è sempre più raro, ma ci stanno i nomi, abbiamo noi i nostri riferimenti, non lo diciamo per pubblicità, lo diciamo perché comunque non bisogna mettere nel calderone anche gente che lavora onestamente, con scrupolo e grande passione. Alex, noi dobbiamo chiudere qui, ci diamo appuntamento la prossima settimana e che dire di più, che io ti ringrazio come sempre del tuo tempo e della tua cortesia. Di nulla, lo fa volentieri, portiamo avanti questa trasmissione per la gioia nostra, anche per chi ci segue, che ogni settimana ho certi riscontri e penso che siano sempre più numerosi. Molto bene, allora grazie a tutti, appuntamento la prossima settimana col Garage dell'Alfista. Zoom invece torna lunedì alle 18:05 trattabili. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Alex Cereda insieme con Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il Garage dell'Alfista.